tale quale quando la sera aspettavo la puntata di Happy Days negli anni 70, ti voglio bene. Come ti chiami che non ho fatto in tempo a leggerti? Mannaggia la miseria, siete troppi, però è come se avessi letto anche il tuo nome. Allora ragazzi, è terminata questa canzone meravigliosa, noi siamo più di 50.000, quindi io non ho più scusanti, posso e devo, anzi oserei dire devo cominciare la diretta. Allora, di cosa vi parlo? Intanto io vi confesso questa mia perversione. Ogni volta che faccio la diretta con voi apro la pagina di Matteo Salvini, perché non è facile ragazzi, voi mettetevi anche nei panni di un disagiato mentale qual è il sottoscritto, e io non l'ho mai nascosto, io sono tecnicamente un disagiato, sono un dissociato mentale proprio, chiunque mi conosca sa benissimo che dico il vero, sono un pazzo scatenato. A volte magari sto lì che scrivo, sto lavorando ad altri progetti come potete immaginare, e poi mi rendo conto sono le 6:30 e dico vabbè devo fare la diretta, di che cazzo parlo? Allora sappiate che quando uno è in difficoltà da ispirazione perché non sa di cosa parlerà, vi do un trucco. Se voi dovete fare un intervento, dovete far sorridere, dovete fare un po' di compagnia, dovete riempire 5-6 minuti che magari non vi vengono naturali, fate una cosa meravigliosa. Voi andate nella pagina di Matteo Salvini, perché Matteo Salvini è... Anche lui, come Renzi, è molto generoso perché ci regala dei continui spunti per alimentare il dibattito. Io credo che la capacità che ha Matteo Salvini di sbagliarle tutte e scrivere delle cose completamente astruse o totalmente non condivisibili o totalmente sgangherate sia straordinaria. E ripeto, voi quando siete tristi andate nella sua pagina senza iscrivervi, non esagerate, però lo spiate e andatevi a cercare, ve l'ho detto anche ieri sera, la sua rilettura di uno dei brani più famosi degli 883. Io credo veramente di non avere mai sentito nessuno steccare ogni cosa possibile da steccare, neanche veramente i recinti del Wyoming, c'hanno tutte quelle stecche. Però, di che vi devo parlare ragazzi? Facciamo finta di essere seri, cosa che io non sono mai stato e non ho mai ambito ad esserlo. E intanto una bella notizia, qui cerchiamo veramente di fare i seri perché l'avevo letta prima ed è finalmente una gran bella notizia, non che ci faccia dire, Ale, siamo usciti dalla pandemia, perché ci vorrà un bel po', però io quando leggo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano online diretto dall'incommiabile Peter Gomez, se questo che mi sta mandando i messaggi su Messenger continua a farlo mentre faccio le dirette, io lo fucilo questo qua. Quanto devi essere disagiato per mandarmi delle mail su Messenger mentre sai che faccio la diretta davanti a 60.000 persone? Ma guarda che veramente ragazzi, la psiche umana è qualcosa di devastante, proprio. Poi lo fucilo questo qua, si chiama Marco, poi lo fucilo. Allora, i dati, 1389 nuovi casi, curva dei nuovi contagi si abbassa, attenzione, curva dei nuovi contagi si abbassa, aumentano i guariti, altri 174 decessi, e qui di buono non c'è, non niente, meno di niente, ma io quando ho detto questa cosa prima, cioè finalmente una buona notizia, mi riferivo a questa parte del titolo, è il dato più basso dal 14 marzo. Ora è ovvio che se il dato più basso sono 174 decessi, cosa vuoi festeggiare? Siamo ancora nella merda, c'è poco da nasconderlo. Però intanto è il segnale che questo lockdown tanto detestato da larga parte, tutta l'opposizione, ma anche da buona parte, diciamo da quel 2-3% stitico rappresentato dai renziani, in realtà ha funzionato molto. Per carità, non è che i renziani o buona parte dell'opposizione abbiano contestato il lockdown, loro contestano la perduranza del lockdown. Dicono che la fase 2 non è sufficientemente sbarazzina come loro volevano e come noi speravamo, ma certo che noi speravamo, però i dati sono questi. Io vi segnalo quello che vi ho detto anche ieri sera nella diretta a proposito della Francia. La Francia ha procrastinato, quanto mi piace questa parola, ha procrastinato e prolungato il termine di stato d'emergenza fino a fine luglio, mi sembra il 27 luglio. Ora, sono tutti imbecilli, ragazzi. Cioè, imbecille Conte, imbecille la Francia, imbecille la Germania, sono imbecilli tutti, gli unici intelligenti sono Salvini, la Meloni, Renzi, Porro e tutti questi fenomeni che vorrebbero aprire tutto o che fanno i post dove in maniera un po' strappalacrime pubblicano le foto dei poveri ristoratori, dei poveri alberghieri, dei poveri commercianti che effettivamente sono in grande difficoltà e scrivono bisogna riaprire. Certo che loro lo scrivono, poi però c'è una cosa che si chiama sintesi politica. La sintesi politica dovrebbe essere qualcosa che tiene insieme le urgenze e le istanze del paese e dei cittadini, ma purtroppo al tempo stesso, oserei dire in questa fase ancora di più, le urgenze cliniche, mediche. C'è poco da fare ragazzi, la realtà è questa. Però, è il dato più basso dal 14 marzo. Il Fatto Quotidiano titola anche Viminale fase 2, equilibrio tra norme e benessere, scaricabile il nuovo modello per l'autocertificazione. Anche qui c'è stata la polemica.
sull'autocertificazione, perché da domani dovremo di nuovo utilizzarlo, almeno fino al 18 maggio. Perché è nuova l'autocertificazione? Perché viene aggiunto, lo sapete meglio di me ormai, viene aggiunto un tassellino piccolo piccolo ma importante, che è quello relativo alla possibilità di uscire di casa. Come motivazione qual è? Quella di andare a trovare i famosi congiunti. Quindi ci sarà in più rispetto al modello che abbiamo utilizzato e utilizzeremo fino alla mezzanotte di oggi, ci sarà questo punto in più. Uscire per cosa? Stato di necessità, motivi lavorativi, urgenze, speriamo di no, mediche e sanitarie, e poi ci sarà anche questo punto in più, cioè andare a trovare i congiunti. Chi sono i congiunti? Anche qui si è fatta grande polemica, grande ironia, ne abbiamo parlato anche ieri nella puntata di 8 e mezzo, a cui ho partecipato con grande piacere, perché non finalmente, ma ho potuto parlare anche di cose extrapolitiche, cosa che mi diverte molto, ed è bello poterlo fare anche a 8 e mezzo. Grande ironia, perché non si capisce bene chi siano i congiunti. In questo senso devo dire che il governo ha fatto una cosa che a me non è piaciuta moltissimo, perché il governo in queste ore ha pubblicato le FAQ, cioè le domande frequenti a cui ha dato una risposta chiara, e ha tolto dalla categoria congiunti gli amici. Questo io lo trovo ingiusto da un punto di vista etico, perché secondo me gli amici sono tanto importanti quanto i parenti stretti, a volte persino di più, dipende dalla fortuna che hai nell'avere la famiglia, ci sono degli amici straordinari, dei parenti insopportabili. Non mi piace molto, questa cosa ha ricevuto anche delle forti critiche, io capisco queste critiche, credo di intuire, e non ci vuole un genio, quindi infatti ci sono arrivato anch'io, credo di individuare in questa risposta, in questa strettoia di definizione da parte dei congiunti, di questa interpretazione della parola congiunti, credo che l'idea, l'orientamento del governo e del comitato tecnico scientifico sia quello di dirci sì, uscite ma non troppo, e quindi se c'è modo di chiudere un piccolo rubinetto, piccolo o grande, in questo caso gli amici, loro lo chiudono. Dopodiché, insisto, io nella mia testa il congiunto è anche l'amico stretto, magari quello che ho dal 94-95, che ho conosciuto all'università, in una delle fasi più belle della mia e non solo della mia vita, perché l'università è sempre una fase bellissima. Ma se il governo ci dice non si possono andare a trovare gli amici fino al 18 maggio e forse addirittura fino al 1° giugno, io le regole le rispetto, anche quelle non particolarmente giuste, e ne prendo atto. Ragazzi, la fase 2, ve lo dico, ve lo ripeterò sempre, sarà veramente la parte più difficile, credo, della nostra vita. Sentite come l'ho sparata alta, dopo aver fatto un'introduzione ironica, però è quello che penso. Io credo che nella fase 2 noi dovremmo dare veramente il massimo di noi stessi, quindi lasciate stare le polemiche politiche, lasciate stare le stronzate che sentirete in televisione, a volte anche dal sottoscritto, perché ne dico tante di stronzate, lasciate stare i deliri propagandistici e populistici portati e urlati e sciorinati e vomitati ed espettorati ora da parte della maggioranza, ora da praticamente tutta l'opposizione. Ricordatevi sempre che a vincere questa battaglia sarete voi e saremo noi, e per vincere questa battaglia bisognerà rispettare le regole ed essere estremamente autodeterminati, perché insisto, la fase 1 che termina più o meno fra 4, 5, 6 ore era difficile ma relativamente facile, perché tu stavi in casa e finiva lì. Adesso che sempre di più, per fortuna, sia chiaro, per fortuna, usciremo, noi dovremo essere bravi a uscire, ma mentalmente a ricordarci che sì, stiamo uscendo, ma non possiamo fare quello che facevamo 4-5 mesi fa, e quindi quando riapriranno i ristoranti, spero presto, dovremo rispettare la distanza di sicurezza. Al secondo, terzo bicchiere di vino dovremo stare attenti, perché magari ci verrebbe voglia di abbracciare tutti, non si può fare, sarà molto molto difficile, e io credo che sia questo il motivo plastico della tensione sistematica che ha Giuseppe Conte, la paura che tutta la fatica che si è fatta finora crolli. Di Conte poi io voglio leggervi alcuni passaggi dell'intervista molto bella, gli faccio subito i complimenti, anche qui glieli ho fatti anche via messaggio, a Massimo Giannini, una bella intervista che è uscita stamattina in prima pagina sulla Stampa, che come sapete da pochi giorni è diretta da Massimo Giannini. Prima però di parlarne, leggo adesso in home page sul Fatto Quotidiano una notizia che io trovo vomitevole, e sottolineo vomitevole, non per la notizia in sé e per la bravura o non bravura di Gomez e della redazione del Fatto Quotidiano, che è bravissima anche quella online, ma per il contenuto. Cioè, la notizia è questa: Calabria, Santelli, Iole Santelli, a Boccia, non ritirerò l'ordinanza. Cioè qui abbiamo una presidente di regione che ha vinto, io veramente vi vorrei conoscere, a voi amici calabresi che avete avuto il coraggio di votare nel gennaio del 2020 questa Forza Italia e questa espressione di Forza Italia nel 2020, cioè diamoci una svegliata ragazzi, perché uno poi se le cerca le botte, uno poi si ricerca i disastri politici, perché se voti Forza Italia a fine gennaio
del 2020, è ovvio che poi difficilmente ti stupirà in positivo quella Forza Italia lì, ancor più quella che è stata votata nel fine gennaio in Calabria. Ma ciò detto e ricordata la responsabilità di colpa di coloro che l'hanno votata, e non voglio assolutamente cercare delle perifrasi, per me hanno profondamente sbagliato e si sono fatti, come si dice ad Arezzo, la frusta per il loro culo, quei calabresi che hanno votato la Santelli e Forza Italia, ma è scellerato e aberrante che la Santelli, dopo tutte le critiche, dopo tutti i report che sono usciti medico-clinici, abbia il coraggio di dire a Boccia, cioè il ministro degli affari regionali, non ritirerò l'ordinanza, cioè questa fa finta di niente. Così. Si riapre tutto, non tutto, ma insomma si riaprono i bar e i ristoranti all'aperto pur sapendo che è una cosa pericolosissima. Per fortuna che la Calabria è una delle regioni per ora meno colpite, ma è ovvio che se tu apri prima del dovuto, intanto dai un segnale terrificante perché non rispetti le regole, quindi è un segnale terribile agli occhi degli italiani, ma soprattutto metti a repentaglio quegli stessi cittadini che finora sono stati salvati, un po' dal Covid che è arrivato meno, ma soprattutto dalla bravura dei cittadini stessi. Io non mi stancherò mai di citare le parole che ha detto Ranieri Guerra, uno degli esperti massimi del comparto tecnico-scientifico, del comitato tecnico-scientifico che sta alla base delle decisioni del governo Conte, quando ha detto attenzione ragazzi a riaprire presto le regioni che stanno meglio, perché se noi le riapriamo presto, la Calabria, l'Umbria, il Molise, si può anche fare, però, la traduco male da persona che non è sicuramente, si intende di virus. Il problema qual è? È che in Lombardia, in Veneto e in Piemonte hanno avuto così tanti casi di Covid che in qualche modo si è sviluppata, non dico l'immunità di gregge, però i cittadini un po' si stanno temprando di fronte al virus, perché circola di più e quindi i corpi, le persone, i fisici e quello che abbiamo dentro in qualche modo si sta temprando, è ancora molto lontana l'immunità di gregge, però sono un po' più preparati le persone comuni in Lombardia, in Piemonte, in Veneto e non solo in queste 3 regioni che ho citato. Nelle regioni dove non è ancora arrivato, qual è il problema? Qual è il rischio? È che il virus, proprio perché non c'è mai stato fino a quel punto, abbia terreno fertile e possa fare molto più danno. Quindi la decisione della TAL Iole Santelli, colpevolmente votata dalla maggioranza di quelli che sono andati a votare nel gennaio del 2020, che erano pochi, ma tra quei pochi la maggioranza ha votato questa Forza Italia qua, che era quella Forza Italia che poi fece il trenino dove c'era Gaspari, dove c'era Tajani che si commosse durante la telefonata di Berlusconi, scene che sarebbero state patetiche nel 1994, ma nel 2020 sembrava veramente di vedere Ritorno al futuro, capovolto però, cioè con la trama completamente rovesciata. Questa è una decisione scellerata, è una decisione pericolosissima, è una decisione insensata e spero in ogni modo che il governo, Boccia e non solo Boccia, puniscano, chiaramente nel rispetto del regolamento, nel rispetto della legge vigente, nel rispetto delle regole, la governatrice Santelli, perché è una decisione scellerata e scriteriata, semplicemente pazza e folle. Allora ragazzi, poi c'è... no, che c'è poi? Poi ragazzi c'è da parlare di Salvini, perché anche lì ragazzi io veramente non riesco a capire proprio quello che succede in questo paese. Allora, Salvini stamattina ha mandato una lettera al Sole 24 Ore proponendo la cura per ripartire, per rilanciare l'economia italiana. Qual è la cura di Matteo Salvini? Già fa ridere l'idea che Matteo Salvini si arroghi il diritto va bene, ma si arroghi le competenze, le qualità, le conoscenze economico, politico, culturali, morali, civili e anche sanitarie per pensare alla ripartenza economica, perché uno lo vede, Salvini dice ma veramente tu mi vuoi dettare la linea, ma stiamo scherzando? Però ragazzi il 26% ancora ce l'ha, 4 milioni abbondanti di fan ce li ha su Facebook, evidentemente per quanto stia crollando nei consensi, e ci mancherebbe altro, ancora tiene botta e ne ha tanti. Qual è la sua ricetta, ragazzi? La sua ricetta è azzerare tutto. Cioè tu sei dentro una pandemia, il PIL alle stelle, ci sarà, temo, sempre più disoccupazione, salteranno le regole, salteranno le certezze, salteranno le garanzie. Come si esce da tutto questo, secondo Matteo Salvini? Facendo un bel condono, che è proprio... quell'idea intanto nuova, perché non era mai successo che la destra volesse uscire dalle crisi economiche con i condoni, ve lo ricordate per esempio Tremonti, non si era mai visto, proprio, cioè il condono è proprio un'idea nuova che è venuta in mente soltanto a Matteo Salvini nel 2020,
Quando? Il 2 maggio? Cosa siamo oggi? 3 maggio, forse 3 maggio. Il 3 maggio del 2020. È un'idea nuovissima. Poi è anche un'idea che rispetta le regole, perché cosa c'è di più giusto del condono? Il condono è proprio meraviglioso perché è una sorta di pacificazione brutale delle regole che sostanzialmente privilegia quelli che fino a quel momento le regole non le ha rispettate e la mette nel culo a quelli che fino a quel momento l'aveva rispettata. Per esempio anche soltanto quelli che avevano pagato le tasse. Ma lui no, lui ha questa idea meravigliosa. Servono attenzione, puoi sentire poi il titolo meraviglioso del Sole 24 Ore, che è un titolo giusto, non ha sbagliato il Sole 24 Ore. Dico che è meraviglioso perché cita testualmente il genio, grandissimo economista Matteo Salvini. Sostituire la cultura del sospetto con quella della trasparenza, che è una supercazzola con tapioca prematurata a destra che non vuol dire assolutamente un cazzo. Sostituire la cultura del sospetto, quindi Conte è un sospettoso, la maggioranza è sospettosa, il Fatto Quotidiano è sospettoso, giustizialista e cattivo, perché noi vogliamo il sangue dei cittadini che devono crepare, secondo l'ottica di Matteo Salvini, e lui no. Lui invece sostituisce la cultura del sospetto con la cultura, poi cultura e Salvini, come Orfini e sensualità, siamo al delirio. Sostituire la cultura del sospetto con quella della trasparenza. La trasparenza. E com'è l'idea? Qual è l'idea di trasparenza per Matteo Salvini? L'idea di trasparenza è: servono poche regole e chiare. E già chiaro, applicato sempre a Salvini, fa ridere. Poi regole chiare Salvini. Senti che ossimoro all'ennesima potenza. E queste regole poche e chiare sono pace fiscale e pace edilizia, cioè un bel condono. Ma ragazzi, io veramente, ragazzi. Cioè, quando abbiamo detto, ormai 2 mesi fa, abbiamo cominciato questa straziante fase 1 che termina fra poche ore, abbiamo detto tutti noi, ve l'ho detto tante volte, fino a qualche settimana fa, poi ho perso qualsivoglia speranza, ma ci dicevamo, noi dobbiamo trarre il massimo da noi stessi, speriamo che lo facciano anche i politici. Questo è il massimo che riesce a ottenere Matteo Salvini. Queste proposte stantie che erano vecchie 30 anni fa come il condono, e poi la sera a mezzanotte una bella diretta Instagram dove lui beve un bicchierino di mirto e canta Max Pezzali. Ma io ragazzi, ma che abbiamo fatto per meritare sta roba qua? Ma perché? Perché? Perché dobbiamo essere così masochisti da avere una classe dirigente di questo tipo? E c'è gente a sinistra che lo rivorrebbe al governo, perché io non mi stancherò mai di dirlo, l'ho ripetuto ieri, lo ripeterò fra qualche giorno sul Fatto Quotidiano nella mia rubrica, lo dico anzitutto a Zingaretti. Zingaretti, datti una svegliata, datti una mossa, perché o si difende di brutto quel governo che tu hai voluto meritoriamente, credendoci inizialmente molto più del Movimento 5 Stelle, o quantomeno molto di più di Di Maio, almeno inizialmente, o ci credi, o lo difendi, o la smettete di utilizzare Conte come il capro espiatorio che viene mandato al massacro in trincea con tutti che lo picchiano e voi state lì, chi cazzo è Conte? Oh, mica lo conosco. O la si smette con questo atteggiamento, oppure l'alternativa è riavere al governo questo qua, e non più come ministro dell'interno, che già era troppo. L'alternativa a quel punto diventa avere Salvini a briglia sciolta, non con i 5 Stelle Conte che in qualche modo, poco, perché nel primo governo Conte l'hanno fatto veramente poco, cercavano in qualche modo di tamponarlo, di limitarlo, di frenarlo. Il prossimo governo Salvini fa il gran cazzo che vuole politicamente, e lo fa la Meloni, e lo fa Forza Italia, e lo fanno i La Russa, i Gasparri, le Iole Santelli. Cioè, rendiamoci conto, ragazzi, Zingaretti sei una brava persona, credo tu sia un discreto politico, c'ho ancora da capirlo, non sono ironico, c'ho veramente da capirlo ancora. Però datti una svegliata, questo atteggiamento tentennesco continuo ha veramente rotto le palle. È un po' di grinta Zingaretti, sembri veramente il salumaio, è una roba, non si può vedere, dai, devo smettere di parlare da toscano, stai calmo. Però questa cosa veramente di Salvini, io ogni volta che apre bocca sono letteralmente affascinato nel vedere che non ne indovina una. Il condono. Questo esce dalla crisi, vuole uscire dalla crisi economica col condono. Il condono. Poi senti come ci prendono per il culo. La pace fiscale e la pace edilizia. Perché sai, dire condono è un po' brutto. Allora, è come la buona scuola, quella di Renzi, no? Se dicevano smantello la scuola, era brutto. Allora si dice la buona scuola. E lui lo stesso, la pace fiscale. Non smettiamo di pagare le tasse, quelli che l'hanno pagata fino al giorno prima, gli facciamo così. No, la pace fiscale e la pace edilizia. Che meraviglia, ragazzi. Prima vi citavo la buona scuola, mi è venuto in mente un'altra cosa che trovo meravigliosa, perché in questo paese se uno avesse voglia di scherzare, di ridere, ce ne sarebbero tante di motivazioni, anche nella politica. Ho sentito, poche ore fa, ho letto poche ore fa, la Gelmini, ve la ricordate la Gelmini, quella del tunnel dei neutrini, che partivano dal Gran Sasso, arrivavano al CERN di Ginevra, te li immagini sti neutrini dentro sto tunnel? Che andavano dritti fino al CERN di Ginevra. La Gelmini che ha disintegrato la scuola al tempo dei brutti tempi, bruttissimi,
tempi di Berlusconi, ha avuto il coraggio di dire che l'Azzolina deve dimettersi perché non è in grado di fare il suo lavoro. Ora io non lo so se l'Azzolina sia brava o meno a fare il suo lavoro. So che per motivi inspiegabili l'Azzolina ogni volta che va in televisione imita Sabina Guzzanti che imitava Monna Pozzi, ma questa è una scelta sua estetica, chi se ne frega, insomma qualcuno potrebbe avere, anzi ha giustamente da ridire su come mi presento io in televisione. Però ragazzi, veramente, ma stiamo scherzando? Cioè, la Gelmini che ha il coraggio di criticare il ministro dell'istruzione, perché sai, criticasse, non lo so, il ministro della difesa, vabbè. No, la Gelmini che ha smantellato e disintegrato la scuola, si permette di criticare l'Azzolina, che avrà tutti i limiti del mondo. Insisto, io non l'ho ancora capito se sia brava o no l'Azzolina, ma proprio la Gelmini me lo deve dire, ma stiamo scherzando. Cioè, Gelmini, tu puoi parlare di tutto, ma non puoi, forse, ma non puoi parlare di scuola e di neutrini. Sono due cose che tu non puoi toccare, perché c'è già bastato. L'abbiamo già visto quello che hai fatto, basta, basta. Parlaci di altre cose, dici la tua versione sul MES se proprio ci tieni, raccontaci la tua versione del Covid se proprio ci tieni, raccontaci quello che hai mangiato ieri sera, siamo tutti qui bramosi di saperlo, però basta, basta. Cioè la scuola, ragazzi, no, la scuola io non posso sentire nel 2020 il parere della Gelmini sull'istruzione sapendo quello che ha fatto da ministro dell'istruzione la Gelmini. Non si può, ragazzi, tutto, ma questo non si può. E invece si può perché siamo in Italia. Ma in Italia, ragazzi, ma in Italia, oh dolce Italia, mi è venuto in mente Finardi, ogni tanto arrivano delle belle notizie. E io ragazzi vi voglio comunicare una notizia che è qualcosa di straordinario, abbiamo superato i 70.000, vi voglio bene, siete meravigliosi. Io vi voglio dire una cosa importantissima, che vi deve caricare ragazzi, perché io vi sento un po' tristi, e allora voi nel momento della tristezza, del bisogno, del dolore, sappiate che è uscita una bella notizia. E la bella notizia è questa qua. Sono usciti i sondaggi di Demos, quindi i sondaggi di Ivo Diamanti, che è una delle persone più intelligenti che io conosca, persona bravissima. Le sue analisi, i suoi sondaggi vengono pubblicati da Repubblica e sono una delle cose che io veramente non manco mai di leggere, perché non sono per niente ironico, è bravissimo Diamanti. Persona serissima, grande amico di Edmondo Berzelli, anche solo per questo avrà sempre la mia stima e il mio applauso. E devo dire che intanto ci sono dei dati curiosi. Il titolo è Fiducia, è il titolo del Fatto Quotidiano che ha ripreso la notizia. Fiducia nel governo in calo, ma ancora al 63%. È in calo ma al 63%. 63% è una cifra che non si vedeva dai tempi, vi verrà da ridere, del governo Renzi nel 2014, perché questo è un paese, il nostro, che nel 2014 era innamorato di uno come Matteo Renzi, non ce lo dimentichiamo mai. 63% percentuale altissima. Molto interessante e curioso, devo dire che mi ha stupito questo molto, la classifica del consenso e non della simpatia, della fiducia che si ha nei confronti dei leader, quindi le persone, non i partiti. Al primo posto chi c'è? Ovviamente c'è Giuseppe Conte, dico ovviamente perché è così da mesi, Giuseppe Conte. Chi c'è poi però al secondo posto? La cosa incredibile è che al secondo posto c'è Luca Zaia, e questa è una notizia che farà felice la Lega, ma non fa minimamente felice il signor Matteo Salvini, perché nessuno mi toglierà dalla testa che c'è una parte di Lega e una parte di Informazione, pensate alle critiche che stanno arrivando per esempio dal giornale, che pensano che per rilanciare la Lega bisogna affidare il partito a uno che sicuramente sa governare. Poi anche Zaia a inizio marzo, fine febbraio ha detto una quantità di cazzate totali sul Covid, ma le han dette tutte a partire dal sottoscritto, era lecito dirle a fine febbraio, non ci si è capito niente, nessuno ci ha capito nulla. Bisogna dire che dai primi di marzo in poi Zaia ha operato bene e sta governando bene in Veneto. E infatti il sondaggio cosa ci dice? Cosa ci dice? Che al secondo posto, nella classifica dei consensi personali ai leader o comunque alle figure politiche, c'è Zaia. E al terzo posto chi c'è? Questa è la notizia che veramente mi ha stupito e mi fa anche piacere, perché per quanto in passato l'abbia anche criticato, trovo che sia una bravissima persona e stia operando bene. Al terzo posto c'è Roberto Speranza. E guardate che questa è una cosa che se 3 mesi fa ci avessero detto, sai che il 2 maggio, 3 maggio, avremo come classifica dei consensi proprio massimi dei leader Conte, e qui avremmo detto sì, ci sta, al secondo posto Zaia, e già avremmo detto Zaia, no Meloni, no Salvini, no Zaia, e al terzo posto Speranza, che era uno che a gennaio secondo me aveva il 3% dei consensi della fiducia, e invece adesso è al terzo posto. Perché? Perché sta operando bene e perché ovviamente quando gli italiani, come tutte le persone, hanno paura anzitutto della malattia, cosa fanno? Si affidano a coloro che sono pagati e sono proprio lì nel ruolo di salvarci l'esistenza. E quindi adesso c'è lui e noi ci affidiamo a Speranza, non solo perché siamo dei pecoroni e non lo siamo, che credono nel leader,
ma semplicemente perché Speranza ci sta dando la sensazione di uno che sta facendo le cose giuste. E attenzione, perché questo consenso così alto significa anche che la maggioranza degli italiani è d'accordo anche con la perduranza del lockdown, perché se c'è una persona, ve lo dico io e lo so, se c'è una persona che dentro il governo si è battuta pervicacemente, senti che aggettivo che ho tirato fuori alle 19:38, pervicacemente, per far sì che la fase 2 fosse molto molto blanda come aperture, quella persona è Speranza, perché Speranza aveva sistematicamente i report, sapeva che la situazione era balorda e quindi ha detto: ragazzi, voi vorreste aprire, ministro dello sviluppo economico, faccio dei nomi a caso, dei ruoli a caso, ministro della difesa, ministro dell'interno, vorreste riaprire? Io no, perché so com'è la situazione. E guarda un po', gli italiani che stando a leggere certi giornali o a sentire Salvini o a sentire la Meloni vorrebbero riaprire indiscriminatamente alla cazzo, in realtà la pensano come Speranza, altrimenti Speranza non sarebbe al terzo posto in questa classifica. Poi chi c'è? C'è la Meloni e poi c'è Salvini, che perdono tra i 12 e i 9 punti. Anche qui vi segnalo che la Meloni è sistematicamente davanti a Salvini. Quindi il signor Salvini è dietro Conte, Zaia, Speranza e la Meloni. Un trionfo. Salvini sei un genio. Salvini sei un genio. Tu ad agosto avevi il paese in mano e tu in 8 mesi sei riuscito a sbagliare tutto. Continua a fare le tue dirette alle 11:30 bevendo il bicchiere di mirto su Instagram, continua a cantare Max Pezzali, ma soprattutto continua a fare politica così, perché riesci a sbagliarle tutte. Se continui così potresti anche raggiungere l'ultimo posto. E chi c'è all'ultimo posto? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Fammi vedere chi c'è. Chi c'è all'ultimo posto? Chi c'è? Provate a indovinare chi c'è all'ultimo posto. Eccolo qua. C'è Zaia, Speranza, Meloni, Salvini, Emma Bonino, Franceschini. No, attenzione, no, incredibile, no, qui ho sbagliato tantissimo, no, Salvini l'ho anche rivalutato, no, l'ho messo troppo alto, altro che, Salvini è molto, molto sceso, non è neanche dietro Conte, Zaia, Speranza, poi c'è la Meloni, poi c'è la Bonino, poi c'è Franceschini, poi c'è Di Maio, poi c'è Attilio Fontana, e poi c'è Salvini al 9° posto, mi sembra, e si è fatto superare da Attilio Fontana. Ora ragazzi, farsi superare nei consensi da Attilio Fontana, con tutto quello che ha combinato in Lombardia Attilio Fontana, ma devi essere un fenomeno. Altro che stare dietro a 4 e basta, tu stai dietro anche alla Bonino, Franceschini, Di Maio e Attilio Fontana. È un trionfo, Matteo Salvini, ma sei un genio. Quindi, insisto, se continui così tu potresti raggiungere l'ultimo posto, che è, in questa classifica devo dire di Beppe Grillo, che per me non è un leader politico, ma insomma. Poi c'è Vito Crimi, e anche lui francamente con tutto rispetto definirlo leader politico mi sembra una forzatura semantica notevole, ma tolti loro due, chi è l'ultimo? Matteo Renzi. Matteo Renzi gode poco del 20% della fiducia degli italiani, come fiducia, attenzione. Se andiamo poi invece a vedere, e nel mezzo non ho citato Zingaretti e Berlusconi, quindi dopo Salvini c'è Zingaretti al 36, poi Berlusconi al 35 e poi Renzi al 20, un crollo, ha perso altri 5 punti nei consensi. Ma attenzione ragazzi, perché adesso io vi voglio leggere poi i sondaggi, quelli che a voi interessano di più, cioè il partito, le liste, le cifre che riguardano le forze di partito. In questo senso, allora, noi abbiamo, vediamo un po' il sondaggio, noi abbiamo, attenzione, vediamo, le leggo insieme a voi, abbiamo la Lega al 26,6%, quindi su questo sono più o meno d'accordo tutti i sondaggisti. Si rafforza l'area di governo mostrando una prospettiva di crescita, PD dal 21 al 21,8%, 5 Stelle dal 14,6 al 16,3%, quindi insieme fanno 38% più o meno, e secondo alcuni sondaggi i 5 Stelle hanno il 18, non il 16,3, quindi insieme tu li sommi, diciamo 22 e 16 sono 38%, rimangono stabili gli altri esponenti della coalizione di centrodestra. Ma poi, attenzione, quello che mi fa impazzire è quello che vi dicevo a inizio diretta. Azione, cioè Calenda, cresce al 2,5%, che è tanto, ma non mi stupisce perché l'ho detto tante volte, pur non condividendolo quasi mai Calenda, ma Calenda è l'unico che sta facendo opposizione costruttiva in questa fase storica, quindi non mi stupisce che stia crescendo, è uno che sa di cosa parla, poi spesso dice cose che non condivido, ma di sicuro per me quelli da battere, tra 1000 virgolette, con la satira sto parlando, con la critica costruttiva, di sicuro al primo posto non ci metto Calenda. Sale quindi Calenda e chi c'è dietro Calenda? Italia Viva. Italia Viva, ragazzi, Renzi è sceso al 2,2%. Ora, ragazzi, se Salvini è stato un fenomeno a farsi superare da tutti in questi mesi, perché si è fatto superare addirittura da Attilio Fontana
dalla Bonino e da tutti, tranne giusto Berlusconi, Zingaretti e Renzi, però tutti l'hanno superato altrimenti, guardate che anche farsi superare da Calenda è grossa. E attenzione, perché questo ci dice anche quello che è un errore sistematico di Matteo Renzi, cioè il credere che se tu guadagni sempre le prime pagine, i titoloni dei giornali, e se tu guadagni i titoli dei telegiornali o se vai tanto in televisione, automaticamente cresci. È esattamente il contrario. Quando Renzi e la Boschi persero il referendum nel 2016, il 4 dicembre 2016, vi do anche questa notizia che saprete, forse sì, forse no, c'è stata una fase, quella finale, in cui quel fenomeno che era stato pagato, anzi strapagato per dargli dei consigli, che era lo stesso che aveva disintegrato poco prima Hillary Clinton, aveva distrutto Cameron, cioè un disastro assoluto. Quest'uomo, questo benedetto uomo che noi dovremmo ringraziare perché gli ha contribuito a fargli perdere quel referendum, gli diceva nelle ultime settimane alla Boschi e a Renzi: ragazzi, non mi andate in televisione, non ci andate, fatemi sto favore. Non ci andate in televisione, non ci andare Matteo in televisione, perché più ci vai più stai sui coglioni. Ovviamente Renzi ha fatto finta di niente e ha perso il referendum. Adesso è la stessa cosa, cioè quello che qualcuno dovrebbe dire, spero a questo punto nessuno glielo dica, ma quello che qualche amico, ce l'avrà qualche amico che gli vuol bene, sicuramente sì, sicuramente sarà una persona straordinaria Matteo Renzi. Ecco, qualche amico che vuol bene a una persona straordinaria come Matteo Renzi, gli dovrebbe dire: amico mio, le stai sbagliando tutte, come tutte le sta sbagliando Salvini, persino più di Salvini, fai una bella cosa, non apparire. Non apparire tanto, perché tu sei convinto che se Repubblica ti mette in prima pagina, tu guadagni consenso. No, perché in realtà quando succedono queste cose, succede una cosa molto semplice, e cioè che più persone lo vedono e a più persone sta sui coglioni Matteo Renzi. È questo il boomerang mediatico e televisivo che lui non riesce ancora a capire. Lui è convinto che più si parla di lui più cresce, è esattamente il contrario, perché ormai si parla di lui tantissimo politicamente per dire che è il peggio della politica italiana, e non lo dico io, il rompipalle Andrea Scanzi, lo dicono gli italiani, lo dicono i sondaggi. Il 2,2% ragazzi è pochissimo, e qualche sondaggio lo dava anche all'1,9%. Sta dietro Calenda. Ragazzi, Matteo Renzi ormai dietro chi c'ha? Chi gli è rimasto come partiti dietro? Io non me lo ricordo, forse Toti, ma se continua così anche Toti può superarlo. Forse Tabacci, ammesso che Tabacci ancora ci abbia un partito. Ma di che stiamo parlando? E uno così, insisto, vorrebbe far cadere il governo. A questo proposito, ragazzi, vorrebbe far cadere il governo, vi cito, velocemente perché sto già parlando da troppo tempo, vi rimando all'intervista molto bella che ha fatto Massimo Giannini a Giuseppe Conte stamattina. Una bella intervista, veramente bella, l'ho letta con grande piacere, rinnovo di nuovo i complimenti a Massimo per questa bella intervista. Mi hanno colpito alcuni aspetti, intanto quella che sembra essere una sicurezza, una determinazione da parte di Giuseppe Conte, che è consapevole di prenderle da destra e da sinistra letteralmente, ma mi sembra uno che ancora tiene la barra dritta e ha le spalle veramente molto più larghe di quanto tutti credessero e credessimo, perché anch'io non lo credevo così saldo nel suo agire politico, e chissà poi dentro di sé quanta rabbia deve avere, quante botte deve prendere, quanto magone gli sia cresciuto in questi mesi strazianti. Però quello che mi ha colpito, oltre a tutte le sue risposte ponderate e pertinenti sull'agire dei supercommissari, di Colao, di Arcuri, le mascherine, la fase 1 che è stata così e così, la fase 2 che sembra troppo simile alla fase 1, sono tutte risposte a cui vi rimando perché sono molto chiare e le domande sono perfette, quelle di Massimo. Però lui è stato molto tranchant e molto netto per quanto riguarda l'eventuale crisi politica, perché lui ha detto: sì, sento parlare di Draghi, tutti questi grandi discorsi, il governo delle larghe intese, questo è il solito chiacchiericcio che fa parte della politica, ma io penso ad altro. E quando Giannini giustamente gli ha fatto notare: sì, ma se Renzi stacca la spina, o voi trovate dei numeri e dei voti altrove, magari tra i berlusconiani responsabili, che è un po' un ossimoro, oppure si va a votare. Lui in questo senso ha detto: no, la maggioranza unica è questa e al momento io lavoro bene con Italia Viva, perché ogni volta che ci siamo trovati ognuno ha dato il suo contributo. È ovvio, ragazzi, è ovvio che Conte non poteva dare nello specifico delle risposte diverse rispetto a queste. Te lo immagini avessi detto: sì, Renzi mi sta sui coglioni, Italia Viva non la sopporto, Berlusconi ci sto già parlando. Sono tutte cose sicuramente false, intendiamoci, ma se anche le pensasse davvero di sicuro non l'avrebbe detta a Massimo Giannini o a me o a chiunque, è ovvio, non le poteva dire in un'intervista. Però
la determinazione con cui lo ha detto, le parole che ha utilizzato, che sono parole molto calcolate per quanto riguarda Giuseppe Conte, che è uno che insomma, le interviste spesso le fa scritte, o se anche le fa al telefono, come in questo caso è come se ce l'avesse scritte in testa, tutto questo mi fa pensare che lui sia veramente convinto di tenerla dentro, di tenerla coesa questa maggioranza, e sia in qualche modo convinto che Renzi, anche in virtù dei numeri ridicoli che ha, stando ai sondaggi, non staccherà la spina e non potrà strappare, perché non si può permettere di strappare. Tra l'altro, questa sua insistenza sul fatto di non citare mai Renzi e sul fatto di rispondere dicendo io lavoro bene con Italia Viva, mi sembra anche un suo tentativo atto a scardinare in qualche modo Renzi dai renziani, come a dire, se proprio il vostro leader di Italia Viva, mi fa ridere sia leader che Italia Viva, vuole strappare, voi senatori renziani, senatori di Italia Viva anzi, e voi deputati di Italia Viva, sappiate che si può continuare a lavorare anche se lui non ci sta. Io l'ho interpretata anche così, però voi che siete molto ma molto più bravi, preparati e intelligenti di me, sicuramente avrete una chiave di lettura diversa. Ragazzi, io ho parlato troppo, sono le 19:48, adesso ci guardiamo il telegiornale, scegliete voi quale, poi io stasera mi guardo una bella serie televisiva perché devo guardare Ozark, la terza stagione, sono alla puntata 3 e ve la consiglio. Ozark è una serie straordinaria, per certi versi una Breaking Bad 2, molto molto bella. Se poi, mentre ci sarà Non è l'Arena, è Salvini, come l'ha ribattezzata Marco Travaglio, durante quella puntata lì succederanno delle cose clamorose, tipo Giletti che intervista Salvini, Salvini che ci fa sognare di nuovo, a quel punto posso anche ipotizzare una diretta speciale, ma non so minimamente se Salvini sarà ospite, e con tutto il rispetto preferirei guardarmi Ozark e godermi un buon bicchiere di vino con la mia compagna e con il mio amato cane. In realtà la mia compagna, ve lo dico ragazzi, mi ha abbandonato perché è tornata a casa e la rivedrò mercoledì, quindi cosa mi godo? La mia compagna che non c'è, mannaggia la miseria. Quindi se mi vedrete nervoso da qui a mercoledì sera, anzi mercoledì mattina, sappiate che il motivo è esattamente quello, che per ben 3 giorni starò solo, e quando io sono solo soffro tanto, ma tanto. Ci vediamo domani ragazzi alle ore 19. Ciao belli, e grazie sempre di tutto, perché anche stasera eravate più di 70.000, alla faccia di chi mi e soprattutto ci vuole male. Ciao belli!